Anche un giovane giornalista trentino tra i feriti nell'attentato di Strasburgo, studia all'Università di Verona, la Farnesina in contatto con la famiglia. Nell'inferno di Strasburgo anche gli europarlamentari veneti, terrore per l'ex pentastellato trevigiano David Borrelli che si trovava a poche decine di metri dal luogo dell'attentato. 8 giovanissimi di buona famiglia sono stati denunciati dai carabinieri di Scorzè per avere danneggiato un bus della CTV. Si sono giustificati dicendo che erano annoiati e non sapevano cosa fare il sabato sera. 12enne aggredito sulla scuolabus da alcuni compagni di scuola. Il comune di Vico d'Azzare minaccia niente più servizio per i bulli che andranno a scuola a piedi. Cittadini moglianesi indignati hanno segnalato la presenza di volgari scritte contro Beve Vio in centro ad un anno di distanza da un caso simile sempre in città. Il capo della polizia Gabrielli questa sera a Venezia per firmare l'accordo per la nuova questura. L'intesa riguarda la cessione dell'ex Monteverdi dove sorgerà il nuovo polo della polizia. Il suo nome è da giorni rimbalzato sui media nazionali, ma lei continua imperterrita al suo lavoro in fabbrica. Nel veneziano a 96 anni, nonna Valchiria spiega: sono arrivata a quest'età proprio con il lavoro. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei TG di Antenna 3 in apertura di questo telegiornale, l'attentato di Strasburgo, perché nella città alsaziana sono molti i veneti presenti in queste ore. 3 le vittime della furia omicida del 29enne, tuttora ricercato dalla polizia francese. Tra i feriti in maniera seria anche un giovane cronista di Trento, laureatosi a Verona, Antonio Megalizzi, 28 anni, giornalista per una testata radiofonica. Ieri sera la stessa testata in un post su Facebook aveva confermato il coinvolgimento del proprio staff definendo fuori pericolo i colleghi. Questa mattina in un messaggio più cauto hanno preferito tenere riservate le notizie sulle condizioni del giovane. E a Strasburgo ci sono anche gli europarlamentari veneti, momenti di paura, quelli vissuti direttamente dall'ex pentastellato trevigiano David Borrelli, che si trovava proprio a poche decine di metri dal luogo dell'attentato. Sentiamo. Bastava partire un minuto prima e saremmo stati esattamente dove hanno sparato, insomma, quindi 50 metri sono una distanza irrisoria. Racconta così l'europarlamentare trevigiano David Borrelli, ex Movimento 5 Stelle, ora indipendente, i momenti concitati in un centro di Strasburgo che ieri sera è passato in pochi istanti dalle luci del Natale a quelle delle sirene dei mezzi di soccorso. L'attentatore è fuggito, tra le vittime, tra i feriti un giovane cronista di Trento, Antonio Megalizzi. Borrelli e il suo staff si trovavano dunque a poche decine di metri da dove il 29enne ha sparato. Eravamo a circa 50 metri da dove è avvenuta la sparatoria. A un certo punto abbiamo visto un uomo della sicurezza con un gilet giallo fermarci, dirci di bloccarci all'istante. Dopo pochi secondi un poliziotto con la pistola in mano ha cominciato a urlare di andare verso un vicoletto, ci ha deviato in un vicoletto. È successo tutto in un minuto. Abbiamo percorso pochi metri di questo vicoletto trovandoci di fatto proprio nella piazza dove è avvenuto il tutto. Lì c'erano altri 2 poliziotti con il mitra che ci hanno intimato di entrare nel primo negozio possibile, ma non capivamo cosa stava succedendo perché ovviamente non sapevamo nulla. C'era gente che scappava, gente che gridava, insomma abbiamo visto un po' il caos. Dentro questo centro commerciale siamo rimasti per circa 3 ore e mezza, poi verso mezzanotte ci hanno fatto evacuare in gruppi di 10 persone e siamo usciti in una Strasburgo irriconoscibile, deserta. C'è stata sicuramente paura, non capivamo cosa stava succedendo, avevamo capito che c'era qualcosa di grave, avevamo capito che c'era sicuramente una situazione di pericolo, ma non sapendo esattamente che cosa. È chiaro che sono attimi dove il tempo non passa mai, dove ti aspetti che possa accadere in qualsiasi momento qualcosa. Il gruppetto ha raggiunto l'albergo, difficile addormentarsi dopo un'esperienza del genere, poi il difficile risveglio in una città mezza vuota, immobile, blindata.
Il pensiero va sicuramente a queste persone che si sono trovate purtroppo nel momento sbagliato, nel luogo sbagliato, e chi come noi era lì, ma non lì come loro. Questa sensazione la vive ancora più forte. Chiudiamo questa pagina dedicata all'attentato di Strasburgo, proseguiamo con la cronaca. 8 giovanissimi di buona famiglia sono stati denunciati dai carabinieri di Scorzè per aver danneggiato un bus della CTV. Si sono giustificati dicendo che erano annoiati e non sapevano che cosa fare. Il sabato sera ci aggiorna al telefono da Venezia Tiziana Bolognani. Buongiorno, e come hai detto tu da studio, i carabinieri di Scorzè hanno denunciato in stato di libertà 8 giovanissimi studenti, tutti di ottima famiglia, per danneggiamento ai danni di un autobus a CTV. I ragazzini hanno un'età compresa fra i 13 e i 16 anni e, convocati a turno in caserma, messi alle strette, hanno ammesso davanti ai propri genitori le loro responsabilità. I fatti risalgono alla sera del 4 novembre, quando l'autista dell'autobus della linea extraurbana Daepe-Scorzè trovò il mezzo con vetri e porte sfondate, arredi rotti, specchietti divelti. Dopo aver raccolto la denuncia ed eseguito il sopralluogo, i carabinieri avviarono le indagini che si sono concluse in questi giorni. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che i giovani si erano ritrovati per passare il sabato sera vicino al parcheggio di via Soranzo a Scorzè. Dopo un po' annoiati per una serata che stentava a decollare, la decisione di organizzare un gioco eccitante quanto sciagurato, dare l'assalto all'autobus di linea che era regolarmente parcheggiato lontano da sguardi indiscreti e che probabilmente avrebbero dovuto pure prendere lunedì per andare a scuola. I ragazzi a turno, armati di bastoni e pietre trovati poco distante, hanno così iniziato a spaccare vetri e specchietti e, come da cliché, hanno ripreso la scena da mostrare agli amici e diffondere su social. 7 degli 8 studenti sono stati denunciati alla Procura dei minori di Venezia, mentre per il 13enne non imputabile è scattata comunque la segnalazione. Le famiglie costernate hanno già raggiunto un accordo con la società per rifondere i danni. È tutto, a voi. Ed un 12enne è stato aggredito sullo scuolabus da alcuni compagni di scuola. Questa è la denuncia della zia. Ora il comune di Vigo d'Arzere minaccia i violenti, non prenderanno più lo scuolabus ma andranno a scuola a piedi. Sentiamo. Ancora un caso di bullismo, questa volta vittima un 12enne che frequenta le scuole medie di Vigo d'Arzere. È la zia del ragazzo a denunciare pubblicamente quello che è successo con un post su un social network. Secondo la ricostruzione della parente, lunedì scorso il nipote è stato picchiato con dei pugni in testa da un gruppo di ragazzi più grandi sullo scuolabus. Non era la prima volta che questi bulli prendevano di mira i compagni, ma mai avevano alzato le mani. La madre del 12enne si è presentata dai carabinieri ma non ha sporto denuncia, sperando di risolvere la questione direttamente con i compagni di scuola. Il comune, per voce dell'assessore all'istruzione Monica Cesaro, avverte: è intollerabile che accadano episodi del genere, dice. Ricordo che per regolamento chiunque si renda responsabile di atti di bullismo o non si comporti secondo le norme previste viene lasciato a piedi e non può più utilizzare i mezzi di trasporto scolastico. Il capo della polizia Gabrielli questa sera a Venezia per firmare l'accordo per la nuova questura. L'intesa riguarda la cessione dell'ex Monteverdi in piazzale Giovannacci, dove sorgerà il nuovo polo della polizia in terraferma. Ci aggiorna al telefono Ilaria Marchiori. Buongiorno da Venezia, dove si attende nel tardo pomeriggio nella sede della prefettura la firma del protocollo d'intesa per la realizzazione del nuovo polo della terraferma di piazzale Giovannacci con la nuova questura. Stiamo parlando dell'area dove è stata demolita l'ex Monteverdi qualche tempo fa. Ci vorranno circa 2 anni per realizzarla. Alla firma parteciperà il capo della polizia Franco Gabrielli, il prefetto di Venezia Zappalorto, il sindaco Brugnaro e il direttore regionale dell'Agenzia del Demanio di Girolamo. L'area della società viene ceduta allo Stato in cambio di altri immobili demaniali dislocati nel territorio e la nuova struttura riunirà dunque in un'unica sede i commissariati sezionali
regionali di Mestre e Marghera e ospiterà gli uffici di polizia collocati attualmente nell'edificio di via Nicolodi, tra cui l'ufficio immigrazione. E proprio quest'ultimo sarà affiancato dallo sportello unico per l'immigrazione ufficio della prefettura. Si tratta del primo caso in Italia e permetterà una gestione più efficace della materia. L'opera, attesa da anni, si legge in una nota della Questura, da tutta la cittadinanza garantirà la riqualificazione dell'area della stazione di Mestre e dei quartieri limitrofi. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Caso PFAS, parte da Vicenza un ampio progetto di monitoraggio delle falde perché non si verifichino più pericoli di inquinamento dell'acqua. Sentiamo. Mai più un altro caso PFAS, è il principio alla base del quale, approvato all'unanimità dal Consiglio provinciale di Vicenza, parte un progetto da 250.000 euro della durata di 2 anni che coinvolge la più ampia alleanza possibile, una grande coalizione che si mobilita all'insegna del motto prevenire è meglio che curare per monitorare lo stato delle falde sotterranee dell'Ovest vicentino. È un'alleanza ampia che coinvolge la provincia come regia, ma che vede poi impegnati i gestori dell'acqua, quindi Viacque, Acque del Chiampo, Medio Chiampo, il Consorzio Arica, e lo studio sarà effettuato invece dall'Università di Padova, che è la nostra eccellenza. Il progetto, all'avanguardia nel suo genere, si annuncia non solo precisissimo ma anche ad amplissimo raggio, coinvolgendo centinaia di aziende del territorio. Il territorio dell'Ovest vicentino non si caratterizza solo per delle produzioni industriali d'avanguardia, ma si caratterizza anche per l'approvvigionamento idrico di un bacino di utenza molto più grande del territorio stesso. Andiamo dalla zona del Veronese alla zona del Basso Vicentino alla zona della Bassa Padovana. Quindi è innovativo e ambizioso riuscire a garantire una maggiore qualità della risorsa idrica, e questo è un compito dei gestori attraverso la conoscenza maggiore sulle produzioni industriali. La Regione ha già raggiunto l'obiettivo FAS 0 intervenendo prontamente con dei filtri negli acquedotti. Ora da un problema, sostengono alla provincia, si può trarre un'opportunità. Vogliamo lavorare in via preventiva per evitare che questo abbia ad accadere in futuro. Come lo facciamo? Si vuole monitorare appunto tutte le sostanze chimiche prodotte dalle nostre aziende in base alla lista di sostanze chimiche che sarà stilata presso le nostre aziende. Poi andremo a capire qual è l'impatto che hanno queste sostanze chimiche sulla risorsa idrica. Quello che si vuole fare è quello di prevenire le situazioni problematiche invece che curarle poi in maniera difficoltosa e talvolta impossibile in un momento successivo. Parliamo ora del registro tumori del Veneto che a fine anno coprirà l'intera popolazione regionale. A Rovigo c'è stato un convegno per fare il punto sui dati. Sentiamo. Conoscere l'incidenza della patologia tumorale e mappare la sua diffusione sul territorio. Dal 2010 il Veneto si è dotato di una struttura fondamentale, il Registro regionale dei tumori, uno strumento di prevenzione, come spiega il suo direttore scientifico Massimo Rugge. Quando si pensa al Registro tumori, e la recente legge lo sottolinea, si pensa ad un'organizzazione di registrazione regionale. Non è così. Nella maggioranza, direi quasi nella totalità delle regioni italiane, la registrazione dei tumori avviene per provincia, per ospedale, per piccolo nucleo di popolazione. A Rovigo questo strumento di monitoraggio è stato occasione di un confronto nell'ambito di un convegno organizzato dall'ULSS 5 Polesana. Territorio polesano ci sono circa 1700 tumori registrati all'anno. Di anno in anno la situazione può cambiare, ma quello è il numero che oramai si è standardizzato. La maggiore incidenza di tumori femminili è quello della mammella e invece quelli maschili il polmone o la prostata, con varie incidenze ma con purtroppo peso di mortalità molto differente. 16 donne su 100 sono ammalate in Polesine di tumore della mammella. Dallo screening la risposta più efficace per le 3 neoplasie più diffuse. Ce ne sono 3 tipi: lo screening per il tumore della mammella, per la neoplasia del colon retto e per la neoplasia della cervice uterina.
Cittadini moglianesi indignati hanno contattato la nostra redazione per segnalare nuovamente delle scritte offensive nei confronti di Bebe Vio su un cartellone pubblicitario nei pressi di una fermata dell'autobus. Scritte offensive nei confronti di Bebe Vio sono ricomparse ad un anno di distanza dal caso che indignò i moglianesi e non solo. La prima volta capitò nel giugno del 2017, quando delle frasi ingiuriose erano apparse su una panchina davanti al municipio. Da pochi giorni altre scritte sono riapparse a ridosso di una fermata dell'autobus, in un cartello che pubblicizza i gruppi di cammino, fra lo stupore dei passanti che hanno telefonato in redazione segnalando con sdegno questo ennesimo sfregio nei confronti della loro concittadina stella dell'atletica paralimpica. Io sto tanto male. Queste scritte quasi scritte da persone che non ragionano. Nel giugno dell'anno scorso i carabinieri avevano individuato il presunto autore dei messaggi comparsi in piazza Caduti a Mogliano, facendo scattare la denuncia nei confronti di un cinquantenne con l'accusa di diffamazione aggravata per aver insultato un soggetto disabile. Fatto non isolato però, all'epoca Bebe Vio venne offesa anche in una pagina Facebook che venne prontamente rimossa. La campionessa, presa dallo sconforto tipico di chi dopo aver fatto molto per aiutare gli altri e combattere per le buone cause, dal mondo della disabilità e del volontariato alle vaccinazioni per la meningite, diventata suo malgrado oggetto di odio, insulti e denigrazione, decise comunque di formalizzare una denuncia a carico di ignoti in tutti i casi che la vedevano protagonista di offese ed ingiurie. Anche il sindaco di Mogliano, Carola Arena, all'epoca dei fatti si era impegnata a far cancellare il più presto possibile quello che definì un ignobile gesto. Resta il dubbio sulle scritte segnalate. Se sono state fatte di recente, ci si augura che il responsabile di turno venga individuato. Se invece le scritte a 2 passi dal centro storico risalgono al primo raid del 2017, la richiesta dei cittadini è che vengano rimosse al più presto, visto che peraltro si trovano proprio davanti ad alcuni uffici comunali. Spero che venga cancellato tutto quanto prima. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. Rieccoci nuovamente in diretta con la prima edizione veneta dei TG di Antenna 3. Parliamo ora dello stadio di Padova, perché Padova potrebbe averne uno nuovo nelle stesse aree occupate dall'Euganeo, che verrebbe totalmente trasformato. Vediamo. La spesa per il nuovo stadio sarebbe tutta a carico dei privati, Calcio Padova in testa, 100 milioni di euro. Il CONI ne ha promessi 2 al Comune. Palazzo Moroni ci metterà i terreni. Secondo i progettisti incaricati dalla società biancoscudata servono 43 ettari. Sarà un impianto coperto per 16.500 persone, con un portico esterno che ricorda molto il caro vecchio Appiani, dove verrebbero collocati dei negozi, ma niente alimentari. Tutto intorno il centro sportivo Padovanello, il museo biancoscudato, la foresteria, un centro di medicina sportiva, 7 campi da calcio per le giovanili e per altri sport. Lo stadio, come auspicato da tempo, non avrà la pista di atletica. Il terreno di gioco sarà più vicino alla curva sud, mentre al posto della nord ci sarà una quinta spostabile per aumentare la capienza del prato per i grandi eventi. Il sindaco Giordani ha dato tempo al presidente Bonetto fino a luglio per trovare i finanziatori dell'opera, per evitare di perdere il finanziamento CONI. Ha mosso i primi importanti passi il progetto Treviso Città Erasmus. L'obiettivo di Cassugano, una volta entrati nel circuito delle città universitarie europee, è quello di accogliere fino a 200 studenti. Abbiamo attivato la procedura perché Treviso Città diventi una città Erasmus, in coordinamento ovviamente con le 2 università qui presenti. È un lavoro importante, ci dà una chiave europea, ci dà una prospettiva a lungo termine e speriamo porterà molti studenti stranieri in città.
Treviso città di destinazione del programma Erasmus, che da decenni ormai porta i giovani europei a trascorrere un periodo di vita e di studio utile al loro percorso universitario all'estero. I termini stabiliti da Cassugana per verificare se ci fossero partner disponibili ad affiancare il comune in questo percorso si sono chiusi con esito positivo. C'è già una società che si sta interessando alla cosa e a febbraio ci sarà la rifinitura del bando. Bando che sarà poi presentato all'Europa. Sarà la cooperativa Centro Servizi Associati di San Vendemiano ad accompagnare in questo percorso il comune e le due università presenti in città, Bo e Ca' Foscari. Infrastruttura strategica, neanche a dirlo l'aeroporto Canova. Per Treviso un'opportunità e una vetrina importante, centinaia gli studenti che potrebbero trovare accoglienza in città per periodi di 6 mesi, non solo in centro storico ma anche, e qui sta l'obiettivo, nei quartieri. Città Erasmus vuol dire una città che possa portare degli studenti stranieri a conseguire dei corsi di laurea standard, chiaramente saranno nella lingua originale, quindi o in inglese o in spagnolo, e quindi vorrà dire almeno 200 studenti stabili all'interno del nostro sedime comunale. Meno compiti nelle vacanze di Natale, in arrivo la circolare del ministro Bussetti che invita gli insegnanti a garantire un momento di riposo a studenti e famiglie. Vabbè, forse per le vacanze di Natale sì, però poi per le vacanze comunque estive forse è pure una cosa positiva avere dei compiti, no? Alla vigilia del primo appuntamento dell'anno con i compiti per le vacanze, l'invito rivolto agli insegnanti dal ministro Bussetti di caricare meno gli studenti per privilegiarne il riposo assieme alle famiglie è stato accolto da reazioni di segno opposto. I più critici sono proprio gli insegnanti, a cui l'annuncio è parso un'ingerenza bella e buona sulla libertà di insegnamento e l'autonomia dei docenti. Il ministro, spiega l'ANIEF, farebbe bene a risolvere i problemi della scuola a partire dal precariato e dalla continuità didattica, dal rispetto per una professione che sembra non avere più il diritto di dovere perfino assegnare dei compiti per esercitare e valutare i suoi studenti. Di tutt'altro avviso le famiglie. Sembra possibile che ai bambini non vengano dati compiti per le vacanze, per dare ora anche a Poaretti. Ne penso che sarebbe corretto che facessero vacanza insieme ai genitori. Però qualcosa per tenere in esercizio la mente sta bene, quindi moderati. Io sono per pochi compiti, perché almeno sia un po' di tempo di stare in famiglia e muoversi anche fuori. Se hanno voglia fanno e possono avere pochi compiti, se ne hanno tanti, se non hanno voglia non fanno. Tutto dipende dal ragazzo, dal bambino, se vuol farlo o no, ecco, dalla voglia che ha di studiare. Secondo l'Ocse, gli alunni italiani sono quelli a cui vengono assegnati più compiti, ma pur essendo fra i più tartassati, dietro solo ai ragazzi russi, il profitto non è direttamente proporzionale alle ore passate sui libri ed è inferiore alla media di tutti i paesi. Non dico eccessivi, però insomma un minimo, non proprio niente, no. Altrimenti no, non è molto educativo secondo me. Non sarebbe giusto caricarli tantissimo, qualcosa sì, perché altrimenti si dimenticano proprio tutto in 3 mesi. Ho visto anch'io una ragazzina di 13 anni, quindi... Ed ora la storia di nonna Valchiria di Stra, che nonostante i 96 anni continua a recarsi ogni giorno al lavoro. Vediamo. Da giorni è diventata una vera e propria star, tutti la cercano. Il motivo? A 96 anni appena compiuti, ogni giorno, come ha fatto per 85 anni, si reca al lavoro, nel tecchificio di Stra che ha sempre gestito col marito e che ora è passato a uno dei suoi 3 figli, Fabio. Nonna Valchiria è davvero instancabile. Io il lavoro per me è una soddisfazione. Non starei a casa per niente perché mi annoierebbe. Insomma, il lavoro per me è salute. Ho cominciato dopo sposata con mio marito, in mezzo alle ragazze, allora facevo anche più di tutto, adesso invece sono solo sui sopratacchi. La mia mansione è quella. Per mezza giornata dunque dà il suo contributo in azienda, poi però non va a riposare.
Ho anche la casa da tenere, non è che abbia qualcuno che mi... È per quello che adesso vengo il pomeriggio, perché allora la mattina mi faccio da mangiare, faccio le mie cose e dopo vengo. Non sono capace di stare ferma. Io, anche se sono a casa i giorni di festa, anche i giorni delle vacanze, io ho bisogno che mi muova dalla sedia, non sono capace. Mi siedo quel po' tanto per ascoltare qualcosa alla televisione, ma dopo io devo... Allora ho una terrazza grande o giù, ho sempre qualcosa da fare, ma perché mi piace fare, ecco. Non è che mi sforzo di fare, io faccio tutto volentieri, anche se sono stanca mi siedo un po' e poi via. Un esempio per tutta la famiglia, ma soprattutto una grande gioia. Lei venire qui, già che per noi è una grande soddisfazione potercela vedere tutto il giorno con noi. Lei si guarda quella creatura che ha avuto modo di portare avanti fino ad ora e fa il suo lavoro e questo lo tiene attiva, parla con le persone, discute con i dipendenti, si mantiene, diciamo, questo è un lavoro mentale che a lei giova tantissimo. E non ha alcuna intenzione di lasciare la sua azienda. Finché Dio mi vuole qui, che nascia in salute, non smetto. No, non mi sentirei di rimanere a casa, proprio per me è un sacrificio grande. Ed ora vi ricordo, prima di salutarci, la nostra rubrica dei presepi. Potete contattarci oppure inviarci le immagini delle vostre natività. I numeri li vedete in sovraimpressione, per la mail redazione@antena3.it e poi 2 numeri per la segreteria telefonica e per i messaggi SMS o WhatsApp. Uno sguardo alla nostra programmazione ora, tra pochissimo ore 13, salute, si parlerà di procreazione assistita ed ipotermia terapeutica con il dottor Rosario Pignalosa, responsabile del centro di procreazione assistita dell'ULSS 4, ed il dottor Fabio Toffoletto, direttore del dipartimento dell'area critica dell'ULSS 4. E poi questa sera in studio con Ferdinando Avarino a 20:10 Don Giovanni Brusegan per discutere di crocifissi e presepe. È tutto dunque, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Buon pomeriggio. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Il tempo sarà asciutto sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di mercoledì 12 dicembre. Sul Veneto sarà bel tempo, sarà infatti asciutto e stabile su tutti i settori. Ampio soleggiamento ovunque, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature in ulteriore calo, con minime tra -3 e 0 gradi. Valori massimi compresi invece tra 4 e 8 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Non cambia di molto la situazione, anche sulla nostra regione il tempo si manterrà buono e anche ampiamente soleggiato, con cielo poco nuvoloso, salvo per qualche addensamento sulle aree montuose, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra -2 e 0 gradi. Massime oscillanti invece tra 6 e 8 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Sarà una splendida giornata caratterizzata da un tempo asciutto e stabile ovunque. Sarà anche ampiamente soleggiato su tutti i settori, con il cielo che si presenterà sereno praticamente ovunque. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra -3 e -1 grado. Le massime invece si attesteranno intorno ai 5 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.